Ribentornati amici di Matto Scacco in questa serie di video su questa apertura sconosciuta che prende il nome di Sistema Londra o London System, e lo scopo di questi video, perdonami, è quello di far vedere la facilità del bianco nel creare problemi al nero senza fare nulla di che. Sa che i pezzi bene o male devono andare in quel modo lì, sa che bene o male c'è il piano tipico di cavallo e5, e poi chiaramente con buone conoscenze e un buon occhio tattico il bianco è in grado di fare grandi cose, e per il nero è veramente difficile contrastare questo sistema. D4, D5, alfiere F4. Questa fuoriuscita generalmente si preferisce giocare prima a cavallo F3 per non far capire bene le proprie intenzioni, ma alfiere F4 prende il nome di sistema Londra accelerato. Cavallo F6 e 3, l'idea ovviamente, come abbiamo già visto anche nello scorso video, se non l'hai visto vallo a recuperare, l'idea è quello di mettere poi i pedoni in questa struttura affinché anche l'alfiere Campochiaro ovviamente possa avere la sua ottima diagonale e i pedoni siano tutti bene sostenuti fra loro. Spinta del pedone in E6, alfiere D3, C5, attenzione, ti ricordi cosa abbiamo detto nello scorso video? Attenzione che qui il bianco deve assolutamente giocare C3, perché se il nero riuscisse a giocare una spinta come C4, costringerebbe poi il bianco alla ritirata di questo alfiere, che non potrebbe più stare su questa splendida diagonale, che invece è importantissima. Quindi C3 è ora la mossa corretta e il nero gioca cavallo C6. Ora questa spinta non sarebbe più in alcun modo un problema, poiché ci sarebbe alfiere C2 e l'alfiere sta comunque sull'ottima diagonale, e a questo punto il nuovo piano di gioco diventerà la spinta su E4 ed eventualmente anche su E5. Ma torniamo a noi. Cavallo C6 da parte del nero, cavallo F3, sappiamo che i pezzi devono essere disposti in questo modo, quindi l'alfiere in F4, l'altro alfiere in D3, questo cavallo in F3, questo cavallo andrà in D2, dopodiché a rocco corto, o talvolta abbiamo visto che non è neanche necessario, nel senso che la partita finisce prima, e questo è il famoso sistema Londra. Alfiere D6 è una mossa, l'abbiamo detto anche nello scorso video, necessaria per il nero, che deve assolutamente sbarazzarsi di questo alfiere, che altrimenti avrebbe una diagonale totalmente incontrastata. E la mossa principale, nella scorsa partita abbiamo visto subito cavallo E5, adesso alfiere G3, la mossa suggerita dalla teoria. A questo punto a rocco corto, che cosa sarebbe accaduto se per esempio il nero avesse deciso di cambiare lui gli alfieri? Dice, ah, che figata, guarda, vado a doppiare i pedoni. Tra l'altro ovviamente mi sembra ovvio che è meglio catturare con questo pedone che col pedone F, poiché la cattura col pedone F interrompe la catena di pedoni. Questa è una catena interrotta, mentre il pedone H mantiene intatta e unita la catena pedonale, molto importante. E in più, come vedi, si apre in automatico la colonna H e la torre con l'alfiere in D3 cooperano entrambi sull'attacco su H7, quindi questa mossa sarebbe stata molto molto buona per il bianco. Se il nero vuole catturare questo alfiere, deve assicurarsi di farlo dopo che il bianco è già arroccato. Una volta che il bianco è arroccato e la torre non si trova più così forte sulla colonna H, allora il nero potrà decidere di fare un attacco di questo tipo. A rocco corto, per ora come ti sembra la situazione? A me sembra piuttosto normale, mi sembra che il nero stia giocando bene, il bianco sta facendo le sue solite mosse e sembra impossibile che la partita da qui a breve finirà. Eppure sì. Cavallo BD2, mosse 7, piano tipico di queste strutture del nero è quello di spingere E5, e ovviamente se il bianco non dovesse prendere provvedimenti, spinta su E4 con un attacco doppio. Qui la partita si chiude a favore del nero ovviamente. Arriva cavallo in E5 per impedire questa spinta. Ancora una volta cavallo E5. Ancora una volta un forte cavallo che sembra difficile da scacciare e che mette pian pianino in una morsa tutti i pezzi del nero. Guarda, l'idea di spingere questo pedone è chiaramente anche poi quella di far spazio a questo alfiere che, mamma mia che bella diagonale, a questo alfiere che al momento è chiuso, ma dopo cavallo E5 purtroppo questi pezzi rimangono a guardare.
Cavallo di 7, come nella scorsa partita, tutti i pezzi del nero convergono per cercare di eliminare questo cavallo che, per citare il gran maestro Andrea Stella, è un mostro. Come lo togli da lì quel cavallo? L'unica è cercare la spinta F6 che indebolisce l'arrocco. Ora il bianco trova una combinazione veramente da Oscar, che puoi provare a trovarla, ma è veramente, veramente difficile. Guarda un po'. Si dice, c'è un principio generale degli scacchi, che dice che quando sei in vantaggio, e stiamo parlando di vantaggi di spazio, vantaggio di iniziativa, vantaggio di sviluppo, non dovresti cambiare i pezzi, perché se cambi i pezzi vai ad alleggerire la posizione, vai a diminuire la tua potenza d'attacco e quindi non conviene. Eppure qui il bianco va contro questi principi per ottenere una posizione vincente. Cavallo per D7 e qui arriva il primo cambio. Alfiere per D6, secondo cambio del pezzo leggero, cambio di pedone e a questo punto, se ti dicessi che c'è una sorta di dono greco, non mi credi, vero? Eppure c'è. Alfiere per H7. Dici, ma come fa il nero da qui a poco a prendere matto? Manca l'alfiere camposcuro che può sorreggere attacchi di questo tipo. Il cavallo, ora che entra in gioco, ci vogliono un bel po' di mosse. 1, 2, almeno 2 mosse. Cazzarola, vuoi che il nero non riesce ad organizzare qualche difesa, non so, spingendo qualche pedone, tornando indietro con la donna? Amico mio, purtroppo gli scacchi sono veramente uno sport incredibile. Donna H5 scacco, unica via di fuga e attenzione, il piano è sì quello di andare su G5 per supportare il matto, ma il bianco deve cercare di guadagnare più tempi possibili, perché dopo cavallo F3 il nero può fare qualsiasi altra mossa, c'è una mossa che ottiene lo stesso scopo ma è più forzante. Cavallo in E4, attacco sulla donna, il pedone non può catturare il cavallo perché altrimenti il nero perderebbe la donna. Quindi c'è il pedone che è inchiodato, la donna si deve spostare da qualsiasi parte, per esempio in B5 per evitare l'arrocco e per attaccare punti come B2, ma dopo cavallo G5, alla fine hai visto quanto velocemente il cavallo è riuscito ad arrivare a G5 guadagnando tempi? C'è la minaccia di matto. In partita il nero gioca torre F e va in E8, l'unica speranza di sopravvivere, dopo cattura, il re si sposta. Ora ci sono 1000 idee, si può catturare questo alfiere, si può dare, ops, oggi non ce la faccio con le diagonali, si può dare scacco e probabilmente ci sono altre idee anche interessanti, non portare la torre al centro per cercare eventualmente di fare manovre di questo tipo. Comunque la posizione è devastante, il motore segnala un +6 per il bianco. Come visto, torniamo anche indietro. Ora, ok, è stato molto difficile questa combinazione finale dove il bianco ha dovuto cambiare un sacco di pezzi, ma hai visto che è sempre la stessa storia. L'alfiere va in D3, il cavallo in D2, l'altro cavallo in F3 che va in E5, l'alfiere in G3, arrocco, non arrocco e poi succede qualcosa. Allora continuiamo la nostra serie, ci vediamo domani con un altro video di questo tipo per vedere magari il nero che cerca di reagire in un modo diverso, perché finora giocando con questa struttura non riesce ad avere la meglio, per arrivare poi alla soluzione definitiva come si gioca contro questa apertura che sembra veramente devastante. Lo scopriamo fra pochissimo, rimani collegato e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!